Presidente, il motivo di questa visita e l'impressione che ne ricava? Sicuramente è una impressione positiva di un lavoro che è stato fatto per recuperare un luogo che non è soltanto un luogo del ricordo, ma è anche un luogo sul quale possiamo fare un investimento in termini culturali assolutamente importante. In questo senso la Regione può fare la sua parte, anche perché questo è un momento storico nel quale stiamo riordinando un po' il nostro sistema culturale regionale e a pieno diritto questo può essere uno dei luoghi museali che entrano nella rete dei musei della Regione. Presidente, la sua impressione al termine di questa visita? Beh, è un posto che conosco da molto tempo, ovviamente perché è di proprietà della provincia. Noi abbiamo sempre sostenuto l'opportunità che questo luogo diventi vera e propria sede museale, diciamo, del ricordo, ma anche per le generazioni future. Credo sia una realtà che va sostenuta. Noi l'abbiamo fatto anche per poter partecipare, diciamo, a bandi di riqualificazione della parte esterna. È chiaro che l'immobile ha bisogno di una risistemazione proprio con finalità museale all'interno, quindi l'auspicio è che ci siano ulteriori finanziamenti come in qualche misura ci sono stati promessi perché si possa continuare nell'opera di riqualificazione di un sito di interesse culturale rilevante.